Buonasera amici di Partenope TV, mettetevi comodi, restate lì dove siete in questo momento. Avete cenato, tutto a posto? Com'è stata questa cena gratitissima? Adesso invece dovete gradire la nostra nona puntata di A Tu per Tu, insieme a me come sempre il grande Antonio D'Addio. Buonasera Antonio. Grazie Ida, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Come dicevi nella puntata, tanti ospiti che si stanno succedendo, anche molto apprezzate le repliche. Noi ringraziamo come sempre la stampa che ci segue con affetto, il Roma, Cronache di Napoli, Lo Strillo, Castoria 2 e tutti i giornali web. Ovviamente un saluto speciale va al nostro editore Angelo Ucciero, che crede sempre più in questo nostro bel progetto nato per caso. Tra un po' faremo un anno, sì, è vero? Sì. Quindi dovremo festeggiare insieme a tanti artisti che hanno avuto modo di conoscere veramente la qualità. Dico questo perché il programma Tu per Tu, lo voglio sempre ribadire, non è per tutti. È giusto un epilogo delle storie e le tradizioni di molti artisti della canzone napoletana, e non solo, perché noi scoviamo anche per l'appunto in diversi arti come il cinema, il teatro, quindi veramente abbiamo avuto tantissimi nomi. Ma adesso però Antonio, io vorrei ringraziare te però, perché tu che pubblicizzi sempre, tu che scrivi sempre articoli, fai in modo che questo programma veramente molto seguito, possa sempre di più apparire e possa soprattutto ancora interagire con il nostro pubblico da casa. E devo essere sincero, insomma, tanti, e lo sai pure tu, tanti sono i messaggi anche in privato che ci arrivano, insomma, da tutta Italia, per fare in modo che questo programma prosegua, ma soprattutto che si possa vedere veramente in tutta Italia, e di questo siamo contenti. Però non dimentichiamoci gli sponsor. Assolutamente, quindi una bella interazione anche con i nostri sponsor. Babare, il primo liquore al babà, con la nostra testimonial Lucia Lamarca, che a breve manderà anche una domanda per il nostro ospite, perché questa sera non è potuta venire. Ma andiamo anche a salutare la nostra The Queen, la nostra Gemma Caruso in Cucina con Gemi. Cosa ci sarà in cucina? Buonasera. Buonasera. In cucina cosa hai fatto oggi? Tante cose belle oggi. Tante cose belle? Non ci puoi dire niente però, li sveleremo dopo. Tra poco, Okay. Tra poco anticipiamo. Ma adesso, nona puntata, abbiamo avuto fino adesso 7, perché una puntata è stata speciale, abbiamo avuto 7 maschietti. Finalmente il gentil sesso stasera è venuto a trovarci, e che gentil sesso! Bellissima, bravissima, lei che comunque canta la sua Napoli, la sua anche veracità, perché è normale che comunque un'artista napoletana debba anche far conoscere la sua vera verve, perché lei è nata a Napoli, lei è figlia di Napoli e ce l'abbiamo qui a Tu per Tu, l'abbiamo proprio trasportata piano piano, dopo si è fatta un po' desiderare. Però alla fine si è convinta. Si è convinta. E noi la chiamiamo subito, così saluta gli spettatori insieme a noi, la nostra Ida Rendano. Eccola. Buonasera. Ho detto bene? Ciao Ida. I veri artisti si fanno desiderare, lo so. No, assolutamente. No, lo sai che scherzo, E sei che una mia io grande amica. ho i miei tempi. Un po' lunghi, ma ce li ho. Diciamo priorità alla famiglia, casa, altre Sì. cose che Lavoro. stanno veramente il Sì, lavoro dopo sì. la famiglia, che sta andando veramente benissimo. Sì, io ringrazio voi per avermi invitato, ringrazio questa emittente, io voglio fare complimenti per il modo garbato, gentile come fate questa trasmissione, soprattutto per la qualità artistica, veramente complimenti. Infatti ho detto, no? Noi badiamo No, ma al di là di me, non è per tutti, infatti voglio per esempio ribadire questo concetto, perché ognuno di noi può raccontare una storia, ma dipende in che modo la si voglia raccontare, quindi questo non è un programma per tutti, quindi io ho desiderato tanto la tua presenza e Grazie. E finalmente l'abbiamo qua. Grazie Adesso, mille. Prima di sederci, Sì. ammiriamo questa forma fisica Com'è buona, perfetta. ma com'è Guardate buona. qua. Ragazzi, ma io tengo sempre fame, però sono onesta. A chi lo dici? I miei buoni propositi ce li ho, però poi lo sgarretto lo faccio sempre. Allora adesso ci sediamo e ci Sediamo. racconti un po' i segreti di questa tua forma fisica. Ma io sono onesta, Tanta palestra. sono fortunata fisicamente, Ah. perché ho preso da mamma e non da papà, perché papà ci non è da Mangione, mangione. E poi ho preso una taglia dopo Maria Francesca, dopo la mia bambina, un saluto alla Queen. Alla E, taglia che voglio mantenere, perché comunque essere troppo magri poi non. No, ma così sta In un benissimo, abito ci vuole un po' di qua, un po' di là, giusto per fare quelle formette che. Anch'io ho preso una taglia, ma la voglio perdere assolutamente, però Lei la vuole scusami, perdere. Io la voglio perdere. Le due Ide, Vai vedi che via, sono vai via. contrarie. Ida. Cerco di mangiare pulito tutta la settimana e poi il sabato e la domenica ci concediamo Qualche la tavola. sgarro, Perché, Anto,
che si fa? Si deve fare. Ida, ma come l'hai vissuto questo brutto momento? Ancora Mamma in mia. vigore, giustamente? Ma ragazzi, come tutti voi credo, e ho cercato di darmi dei buoni propositi, di concentrarmi su Maria Francesca, Sì. e qualche telefonata a qualche amico, la famiglia, e sperando che tutto passasse in fretta. Fortunatamente diciamo che è quasi finita, ovviamente se non si finisce di vaccinarci un po' tutti, anche e soprattutto Ida, quelli che non si vogliono vaccinare. vorremmo che lo dicessi un po' a tutti Sì, coloro che non assolutamente. vogliono vaccinarsi. Io mi farò la terza dose subito, Ah, ma idem. appena passano i 6 mesi Idem. dall'ultima che ho fatto. Io sarò la prima a farla perché comunque è un dovere civile, è un dovere verso le persone che comunque hanno delle patologie per le quali è pericoloso che si possano infettare, per i nostri genitori che sono anziani. Quindi voglio dire, io personalmente sono per il vaccino e mi vaccinerò assolutamente. Dobbiamo stare tranquilli e dobbiamo appunto affrontare adesso anche questo periodo natalizio che si prospetta davanti a noi in maniera ma come si diciamo, prospetta, serena. professore? Lo so, si prospetta, veramente si prospetta male da come stanno Non tanto andando le sereno, cose. quindi. Però cerchiamo invece di renderlo sereno, quindi mi raccomando, attenzione. Ecco. Ascoltiamo Ida Rendano adesso. Cominciamo il percorso, la storia di Ida Rendano, e cominciamo con questo video che adesso comodamente ci vediamo, Sì. e poi Ida ce lo commenta. Zitto zit, prima canzone di Ida Rendano. Come va? Sta facendo come fosse stata niente, ma come salutava. No, non parlare, non si sta da manca furbo, bisogna avere le capille che la là. Ma sì, non ne parliamo più. Dimmi un po', quando fa l'amore lei ti fa morire, oh, ma quando fai con me, io non ci sto, non mi piace fa comparsa delle porte, ma per me te ne porti, ma sì, meglio come per te. Lascia sbattere chiamata, non ho faccio con bravura la partita, stai con me. Non c'è contatto a venire, io voglio bene, come posso dire a me. Giovanna solo 1000 lire, scendono una barca e bene, come prendere in portata, provi come fai con te. A me ma basta, non va bene, e non voglio 1000 lire per Cansa pagata ma va bene zitto zitto, stai per sbattere chiamata, non faccio come dura, non va bene, stai con me, non c'è contatto a venire, io voglio bene, come posso dire a me, Giovanna solo 1000 lire, scendono una barca e bene, come
tutto parte da qua, raccontaci. Tutto l'origine da lì. 1990? 1990, il mio primo disco così quasi per gioco, perché veramente io ho iniziato a cantare per amore, per passione e non aspettandomi niente. Mi è arrivato tutto perché doveva arrivare e sono felicissima, perché sono nata in un'epoca in cui era tutto molto bello, gli incontri importantissimi. Infatti all'epoca Gigi D'Alessio era un giovane arrangiatore, diciamo che era portato per la maggiore, infatti sconosciuto, e amico di mio padre. In quel periodo lo conoscesti a Gigi? Sì, papà mi portò da Gigi perché voleva cantare. Gigino, falla cantare Darella. Gigi vide in questa ragazzina un certo non so che, un talento, e da lì è nato questo disco che ha avuto un successo veramente straordinario, ma non soltanto a Napoli, ma in tutto il sud Italia. E quella ragazzina lì ha stravolto un po' tutti gli schemi, anche per quanto riguarda l'abbigliamento delle donne. All'epoca le grandi artiste che precedevano le giovani, Angela Luce, Mirna Doris, Giulietta Sacco, usavano vestire con abiti tutti paillette, ecco, abiti molto eleganti. Io invece andavo col jeans, jeans, ma pensa che un organizzatore una volta vicino a mio padre disse: ma io non si cagna. E mio padre disse: no, guarda che Ida canta così, perché io veramente cioè, i capelli li portavo così, gelatinati, perché erano lunghi, ricci, quindi molto ribelli. Di tagliarli tutti quei ricci o no? No, li ho tagliati io a un certo punto. Di tua spontanea volontà, di mia spontanea volontà, e niente, tutti rimasero male, ma io mi sentivo libera, perché a un certo punto mi sentivo pure un po' troppo imprigionata in quell'immagine, perché comunque cominciavo a crescere, volevo cambiare anche io come persona, come ragazza, volevo cambiare anche artisticamente i generi musicali, quindi c'era questa mia esplosione che aveva bisogno comunque di uscire fuori, quindi li tagliai dopo aver lavorato una mattina. Però hai studiato canto lirico e solfeggio? Sì, io volevo fare la cantante lirica. Perché poi ci hai ripensato? No, il mio destino era questo. Era D'Alessio che te l'ha fatto capitare. D'Alessio ha fatto tutto Caro lui. Gigi, io mi conosco, tutto tu. Infatti poi è nata la collaborazione, giochiamo ancora insieme col secondo album, te l'ha curato lui. Non ci appiccicammo, sempre Gigi. Non ci appiccicammo. Vabbè, la canta lei. Una sera, viene mi ha stregnuto un coppo cuore. Grande successo. E Ida sta parlando un po' dei vari look che siamo stati abituati a vedere. Ci vediamo un po' il blocco di fotografie numero 1, così poi dopo commentiamo con Ida questo percorso del look di Ida Rendano. Ok. Sempre bellissima. Quando abbiamo visto una foto sembra proprio una Barbie, Sì. Grazie. una Barbie di Hollywood. Grazie. Ma Bella, c'è uno bellissima. studio dietro il cambio del look e come ti senti? No, come mi sento? Dipende dal tuo umore anche. Anche dall'umore, anche perché tagliando i capelli cortissimi all'epoca, dopo una mattina, pigliai coraggio. E mi sfrenai con tutti i tipi di colore possibili e immaginabili, extension eccetera. Poi ho deciso di farli crescere e poi a un certo punto ho fatto un sondaggio e i miei fan mi preferiscono bionda. Quindi attualmente... Perché sei stata un periodo bruna, sì, ricordo. Sì, hai sono stata portato i bruna, capelli scura, castani, però diciamo che, come si dice, una mano va l'altra e i fan sanno accontentare, quindi non ho il sacrificio essere bionda, anzi mi piace perché io quando ero piccolina volevo essere bionda
e quindi è un desiderio mio che ho realizzato nel tempo, sapendo che a loro fa piacere. Sono bionda, adesso li sto facendo un po' crescere. E i tuoi fan club riuscendo. invece che cosa pensano? I miei fan che lo faccio va sempre bene. Tanto per loro, pure se faccio una pernacchia, Va l'ho bene, fatta sei sempre cantando. bella. Senti, Ida, ma hai detto giustamente, poi piano piano hai preso coraggio e abbiamo visto anche delle foto dove mettono proprio in risalto Sì. il tuo fisico Ma da donna. questo proprio. fisico da donna. Allora, vi svelo un segreto, e nemmeno un segreto perché comunque è una cosa che attraversiamo un po' tutte noi adolescenti. Io quando ho iniziato a cantare, se vedete le foto, ero molto coperta con maglioncini, canottiere, eccetera, eccetera, perché non mi sentivo, non è che non mi sentivo femminile, ero una ragazzina, non pensavo Una a certa fare- inibizione c'era Ecco, forse. ero anche una ragazza scoprirti. ero molto Sì, timida. sì. Infatti avevo un'aria un po' scostante, antipatica, forse probabilmente, ma era tutto un fattore perché io nascondevo questa mia grande timidezza. Poi nel tempo, facendo teatro, sono onesta, è stata molto terapeutica questa mia esperienza teatrale e diciamo che ho iniziato a prendere coraggio, a mostrare un po' di me, più il lato fisico. Io sono una sportiva, ho sempre fatto palestra, amo stare bene con il mio fisico, non l'ho mai messo in mostra. Oggi lo metto in mostra perché ci gioco, mi diverto. E fai bene. Non perché voglio fare la sensuale, ma mi piace, mi diverto, mi piaccio di più e quindi oggi lo faccio con piacere. Ida, visto che tu hai puntualizzato, non perché io voglia essere sensuale, No. perché hanno mai criticato? No, questo no. Ok, Questo perfetto. no, questo Quindi no. commenti sempre No, con sono buoni sempre propositi, carinissimi, sono sempre carini. sì, no, non assolutamente. Anche Qualche perché Ida è commento un un'artista, po'- quella che si mette e sembra Cerco un'artista. sempre di portarlo con con molto garbo. con garbo. Chapeau, brava Ida Rendano, ecco, volevo centrare al dunque. Allora, nel 1992 però conoscesti un'altra perla del firmamento musicale partenopeo, il grande Nino D'Angelo. Nino, il maestro, papà, un coro mio. O coro tuo, è Un vero. coro mio, io lo adoro, voglio un bene immenso a Nino, Nino lo sa, lo dico pubblicamente, glielo dico in privato. Quando parlo con Nino gli chiedo sempre dei consigli perché è un maestro veramente. È una persona speciale. È speciale, mi vuole bene e ultimamente quando abbiamo parlato per telefono. Dici. T'hai visto che lui... Ma io so che tu però si la voglio no, perché l'ultimo video che ho fatto è un po' Sì. diciamo molto sensuale, molto fisica, cioè, e lui rideva di questa cosa, ma vai tu sai, tu vai impazzire per la famiglia, ma dissi Nino, ma a me, ecco come ho detto a voi, a me mi piace, ci scherzo e poi mi dà sempre tanti consigli, mi fa sempre i complimenti e ovviamente io quello che gli dico sempre, non vedo l'ora di tornare a lavorare con te perché quando ho l'opportunità è sempre bello lavorare con questi grandi artisti perché è una scuola. Certo i fan volessero che cantasse sempre un Nino D'Angelo, tutte cose che fanno Nino D'Angelo e facessi dare andare. Ma di sono- solitudine ce n'è solo una, Ma a parte, ragazzi, poi solo comunque, una. comunque Bellissima. sono delle bravissime voci femminili, Sì, femminili sì, che- sì, con, sì. con le quali Nino ci lavora, quindi è giusto che dia spazio a tutte, però casomai Nino... No, hai Ida- detto bene, no Ida- Antonio, Ida è pronta. no, Sono Antonio, sempre pronta. sottolineiamo ciò che abbiamo detto, no? Perché ecco, di solitudine ce n'è una sola, perché Sì. tu hai avuto il privilegio proprio di duettare insieme a lui in un'unica canzone. È sempre- Però ben vengano altre voci nuove che affiancano Assolutamente sì. il maestro D'Angelo. Assolutamente sì. A proposito di questo, vediamoci il terzo montaggio Vai. che insomma ci ripercorre e ci fa tornare proprio con Ida Rendano e Nino D'Angelo. Come stai? A quest'ora lo so che è un po' tardi, volevo sentirti. E la notte diventa più notte perché è triste e sola. Con chi sei? Con chi esci la sera e ti fai zuccherare il caffè? Chi ti guarda negli occhi e non sa che se piange per me. Ma perché ti voglio bene ancora? Sì, con te non sto buono più. Nato amore che mi chiama amore, non è dolce come dici tu. Io ti respiro in sta solitudine Perché ti voglio bene, e mi cammino ancora di dall'anima. aiutami a non ci pensare. Ti
che sta voglia non vuole più Prima che niente. nato non ci sta. Sente che mi appartiene tu Io sotto. non ti posso mai scordare in questa solitudine. E dimmi se mi penso, Come manca forza per tu mi hai imparato a combattere. camminare. Sta vita che si è fatta è più difficile. E sei cresciuta con mamma. Vicino a te pareva assai più facile. Italiano! Auguri! Questa emozione dalla porta è ancora Ma addosso. sempre, a parte che io quando sento a Nino, dico sempre Nino, io ti devo ringraziare. Ma perché tu non mi hai ringraziato? Io si t'ha chiamato perché sei bravo e poi mi sei un artista. Sì, però quando ho avuto l'onore, il piacere di cantare con te, è come se tu mi avessi dato la laurea della musica napoletana, come se avessi detto che sei artista, perché cantare con un grande artista del genere, giovanissima, veramente è stato un Non è per grandissimo tutti. privilegio. E io lo ringrazierò sempre, sempre, sempre. Ma adesso da chi fate zuccherare il caffè quando io non sto con voi? Ci arrangiamo. Antonio. Grazie. Ecco, Ecco Ritz qua. Caffè, mi raccomando, scegliete sempre Wow. unica. Quali cialde ci sono? Vediamo, elegante e Allora, Gemma? elegante, unica e gran crema. E gli abbiamo dedicato la gran crema. Ah, per te Grazie. gran crema, perfetto. Grazie Ritz, Buonissimo. sempre con noi, l'unico che ti fa sognare. Mi posso una caffettiera? A saluta, a saluta Andiamo, andate vostra. proprio. E Complimenti. intanto, mentre ci gustiamo il caffè, andiamo avanti con la carriera, ci vediamo Canto Canzoni. Vai. La prima svolta. Un panino in fretta o tempo non ci sta. Già mi chiamano, so pronto per cantare. Sento mille guagliuncelle che mi cercano a lucane. E mi viene un batticuore in pietteggiare. Quante luci colorate attorno a me. Che sta folla mi appartiene sempre più. E una lacrima mi scende quando arrivano due rose. Il biglietto da sei grande, sulle luce fai suonare. Canto canzoni d'amore e verità, un messaggio a chi va bene, nada a chi non sa mai. Canto canzoni di storie per metà, reguaglione miezza via che non stanno a libertà. Tutto questo mi appartiene, lo divido insieme a chi legge rinda chi stu con la verità. Canto canzoni per chi sa da scusare, e magari nel suo grembo luna lì l'aspetta già. Canto canzoni d'amore e ambiguità, perché sotto un lampione rischia vita per campare. Quante lettere ogni giorno a casa mia, un miliardo di complimenti in miezza via. Faccio spesa ambressa, una doccia e vado via. Una carezza mamma mia, torno ambressa, aspetta che canto canzoni d'amore e verità, un messaggio a chi va bene, nada a chi non sa mai. Canto canzoni di storie per metà, reguaglione miezza via che non stanno a libertà.
abbiamo... ritornati in studio. Anno Ecco 1995, Canto Canzoni, però prima Ida, Sì. per tante piccole ragioni, c'era quel disco prodotto da Gigi D'Alessio, Dopo questo. dopo di questo, e nacque Ciao Mamma. Sì, Sì. dopo per tante Nello piccole stesso ragioni. anno anche con Gigi Filizio, Due tasti Sì, con Odio. Sì. Ok. Odio faceva parte di una compilation di tutti i successi di Gigi. Venimmo chiamati alcuni artisti e lui poi fece con me, partecipò con la sua voce in questo suo grande successo che è Odio. Invece il video che abbiamo visto è stata la mia prima svolta musicale, venivo da 2 grandissimi successi con Gigi, poi decisi di lasciare a Gigi e incontrai Iano Zappulla che mi propose questi pezzi insieme al maestro Enrico Assante. Ma Gigi D'Alessio non ti disse nulla? No! Perché stava... No. No! Ti lascio immaginare! Ok, vabbè. Vabbè, poi immaginato. l'anno Tutto dopo si siamo risolve, ritornati a casa. Però devo dire che questo disco è stato un disco di grande svolta, di grandi soddisfazioni per lo stesso Iano. Da lì è nata un'autobiografia che era Canto Libro, Canzoni e poi i rapper napoletani sono impazziti per me, ho fatto un sacco di collaborazioni, concerti insieme a loro. Federico Vacalebre mi scrisse degli articoli meravigliosi proprio su questa canzone Canto Canzoni che è autobiografica. Un disco molto importante che ancora oggi comunque è uno dei dischi miei preferiti perché mi ha permesso di cambiare, di misurarmi con le mie decisioni. Quando facevo i dischi con Gigi ero protetta, lui faceva tutto, quindi si vede tutto così. Lì per esempio ho voluto dimostrare di poter decidere anche io di fare altro e di essere sempre da Rendano, di essere apprezzata, infatti così è stato. Però poi dopo siamo tornati da Gigi e un altro grandissimo successo che è stato per tante piccole ragioni e un disco. Ma gli piaceva un brano del disco a Gigi di Iano? piaceva tanto Vaga pazzo per te. Io vago pazzo per te. Quanta cosa ci ho fatto per farti capire. Ida, vuoi vedere la prima Anto, sorpresa pensaci tu, che ti abbiamo tu. preparato? Una sorpresa al numero 3, noi le numeriamo queste sorprese. Che sorpresa è? Vedi? Ciao Ida, amica mia, cosa posso dire di te? Tu sei a conoscenza della grande stima che io nutro nei tuoi riguardi. Siamo amici ormai da così tanti anni che magari potrebbero pensare che io sia di parte, ma non è così. Sei una gran bella persona e una grande artista. Artisticamente non devo dire nulla perché tu hai una storia così bella, così importante alle spalle che parla da sé, per cui io sono felicissimo di averne fatto parte di questo tuo percorso artistico. Ricordo il 1996, Pozzuoli, carcere femminile, grande canzone che ci ha dato tante soddisfazioni, ce le continua a dare, si canta sempre e ormai è un evergreen. E di recente abbiamo fatto O Segrete tutte segrete, che è un pezzo di successo e si canterà ancora per tanti anni. Io voglio mandarti solo un grande abbraccio, spero di rivederti presto, abbracciami Peppe, la piccola e tutti i tuoi cari. Un bacio grande e ancora ti auguro tanti immensi successi, ma principalmente buona vita. Ciao tesoro! La prima volta che ho ascoltato la voce di Ida Rendano sono rimasta incantata. Veramente una voce formidabile che emoziona. Provate ad ascoltare Ida, a chiudere gli occhi e vi assicuro che proverete una fortissima emozione. Ida, ti voglio bene, sei una grande artista, una splendida mamma e un'amica speciale. Ciao amore, a presto. Mamma, Grazie, è importante essere allora, amica di sono tutti. 2 persone meravigliose come voi. Io amo circondarmi di amici che mi somigliano. Sono esigente purtroppo, e nel senso buono però. Le persone che mi somigliano sono persone che non vogliono tanto, ma una cosa sola cercano dall'amico: il bene, l'affetto e basta. E loro sono così, sono 2 grandissimi artisti, persone che voglio bene, amici miei, e che Dio vi benedica e grazie per questa sorpresa. Vi voglio bene a tutte e 2. Io per questo ti adoro, l'ho sempre fatto Ida, Ida è sempre presente oramai in ogni cosa che facciamo, si sa, no? Quindi siamo simili, ci vogliamo bene, ci trattiamo bene, abbiamo una stima reciproca. Pozzuoli, carcere femminile mi ha fatto ricordare la canzone del 1996? Sì, ecco, che grande poi si ritorna, successo di Natale. E poi si è ritornata alla ribalta con Le Segrete, tutte segrete, voglio dire, molto apprezzata. Molto ringrazio Natale che ha voluto ricantare con me dopo tanti anni. È un artista straordinario, poi Natale è una garanzia.
è una persona per bene, è un signore artista ed è amatissimo. E lo vogliamo qua tu per tu. Amatissimo. Natale Galletta, se ci Appena stai possibile, seguendo, ora penso stava in proprio di Sicilia, sì. stava in Stai in Sicilia, Sicilia, sì. ma appena viene a Napoli, mi raccomando, telefonaci che ti vogliamo dare. E in bocca al lupo per il suo concerto. Sì. In bocca al lupo. Adesso interrompiamo un po' la storia, ma la riprenderemo subito dopo, perché noi vogliamo mescolare un po' di passato e presente, e quindi adesso Ida qua in studio Sì. ci deve far sentire una delle ultime canzoni, Sì. Non aspettavo te, che noi misceleremo anche un po' col video. Questa è una canzone meravigliosa. Sì. Io sono una melodica, tu lo sai, lo sapete che io adoro cantare le melodie larghe. E a breve a Natale c'è una sorpresa per i miei fan, poi non voglio svelare niente, però sono convintissima che saranno Piacerà. contentissimi. E faccio i complimenti per questa melodia a Sergio Donati, per il testo e la musica, gli arrangiamenti sono del maestro Max D'Ambra e è un pezzo meraviglioso, bellissimo, è una storia. Faceva parte dello spettacolo con Lucio Pierri, La scommessa. E vabbè, parlando di teatro, ritorno fortunatamente, sono felice. Quando? Dai le date. A dai. marzo saremo al Totò, poi saremo all'Andy, saremo all'Eduardo e lo spettacolo si chiama Nel giallo dipinto di giallo. Ah, non nel Sempre blu. con Non posso Lucio, dire sempre con Lucio. sempre con Perché è Lucio un Pierri. giallo, seguite, perché è un giallo. Non vi posso dire tanto perché vi dico una cosa. Sì. Lucio fa gli spettacoli, mi interpella, fai la protagonista. Lucio, che facciamo? Non ti preoccupare, me lo vedo io. So come è fatto E so Lucio. dopo quello che devo fare, però sono convintissima che sarà un grande successo perché Lucio è una persona straordinaria, un grande attore e poi c'è stato un amore e una sinergia dal primo momento. Il microfono ti aspetta lì, Ecco qua, anche dammi il il microfono, centro grazie, studio. Gemma. Non aspettavo te, Ida Rendano. Vai. Si tornate e che soddisfazione vedere che stai male e soffri per amore. Se sono così cinica è per essere una volta come te. Ma chi l'avrebbe immaginato mai di nuovo sotto casa mia? Ora che ho cambiato numero e sei tu che cerchi me. Pure stasera non è ingarrato manca un pensiero. Un cuore avvelenato non si scorda. Come pensate correre a me? Non ti scorda che mi è rimasta sola per vivere un amore insieme a nata. E mo son io tuttora e tu malato. Come è successo quando hai perso a me. Ma non ti preoccupare che non si muore. Pure se pare che si fermo cuore. Tu stai dicendo che già c'è passato e l'ha provata sempre grazie a te. Sia così perché a così t'hanno creata. Sei più bravo, più cattiva, non si sa. Dimmi chi sei, perché non l'ho mai capita. Fammi sentire, ora è caduto sto vestito. E mo che solo non ti fide sta, ti viene a mente a casa mia. Ti saluto perché è sabato e non aspettavo te. Pure stasera non è ingarrato manca un pensiero. Un cuore avvelenato non si scorda. Come pensate correre a me? Non ti scorda che mi è rimasta sola per vivere un amore insieme a nata. E mo son io tuttora e tu malato. Come è successo quando hai perso a me. Ma non ti preoccupare che non so mai.
c'è passato e l'ha provata sempre grazie a te. Grazie mille. Sembriamo un po' i Marzullo della situazione, Sì, non, sì. non a caso lei è stata anche a sottovoce sì. da Sì, Marzullo, sì. tante Ti trasmissioni ricordi? nazionali. Mamma che mia. Maurizio Costanzo Show, Uno Mattina, edizione estiva, veramente tante belle cose. Furore, Domenica ricordo. In, Vai, lei, Festival lei. di Napoli, diretta, vita in cronaca in diretta, diretta. cronaca in diretta. Vabbè, Delucidazioni ma per tutti bisogna voi. fare ancora tanto. Sì, non poi bisogna male. mai fermarsi. Vedendo la mia grande amica artista che stimo e amo, Monica Sarnelli, noi abbiamo fatto parte di un progetto importantissimo su Mia Martina. Un disco E che ce lo è devi uscito raccontare, sì, perché è Sì, recente. è uscito di recente, dovevamo fare una presentazione, però purtroppo causa Covid non è stato possibile e abbiamo fatto parte di questo disco meraviglioso con tutte voci femminili, c'è Monica, c'è Brunella Selo, delle voci meravigliose e anche cantiamo, Brunella, cantiamo tutte canzoni del grande immenso poeta Enzo Gragnaniello. E poi ci sarà un pezzo cantato corale che è Donna, ovviamente sempre di Enzo della Grande Mimmi, dove abbiamo cantato tutte insieme. È stata un'esperienza meravigliosa, un grande ringrazio. Io ringrazio la produzione che ha voluto anche la mia voce in queste meravigliose voci della Napoli bella e straordinaria. Poi le tre voci, Monica Sarnelli, Brunella Sero Ida e Ida Rendà. Rendà. E Pietra Montecorvino, grande quattro. l'immensa maestra Pietra Montecorvino e altre che purtroppo in questo momento non mi vengono in mente, però è un progetto meraviglioso, bellissimo. E Ma per quando me uscirà? Non sai una data? È uscito, È già uscito, in vendita, però il vinile, il libro. Io mi auguro che ci sarà Però una serata comunque l'inaugurazione, dove si farà un grande concerto e canteremo no, tutte insieme. benissimo. Allora, andando un po' a frugare nel web, ho trovato un video che è diventato virale, però è un video di tanti, ma tanti anni fa. Non gli mando quello che ti stavo dicendo. Non lo facciamo vedere tutto perché è lunghissimo, ma vediamo solo la parte di Ida. Sì. Però se notate, dietro, seduto su un bracciolo di un divano, ci sto anche io giovanissimo. Quindi non so se tu ti riferisci a quello o no, ma intanto vediamoci il È secondo. uno dei tanti comunque, perché più di uno è diventato virale. Vediamoci un po' il secondo montaggio. Sì. Non può che deve tornare a vivere, non può che deve tornare a credere, che voto pure una bugia, se riesce tu una bugia, non può che deve tornare a nascere, non può che deve tornare a crescere. E poi volare sul destino, sentirsi vecchi e ragazzini, se non vorrei orgoglio vorranno vinci tu, non tempo che nascere, ma non ha ragione più, se c'è sta una speranza, che rimane può tornare, dammi forza da aspettare, voglio bene. Devi sapere una cosa, che Ida Rendano o D'Alessio, allora D'Alessio o la Ida Rendano in Gonnella, dico bene, no, Ida Rendano in pantaloni, o Ida Rendano, spiego un momento, Gigi D'Alessio e Ida Rendano in Gonnella. Gigi D'Alessio e Ida Rendano in pantaloni, Ecco. e Ida Rendano e Gigi D'Alessio in Gonnella. Ecco qua. Allora fammi mettere a me la gonna e a te lo calzone. Infatti. No, bellissimo, Cioè, questa non riuscivo a similitudine. dirlo. Vabbè, ma quanto Tu era- con i pantaloni di D'Alessio e lui in gonnella. Video meravigliosi, ma com'è stata bella. Io- Anto, ma come eri giovane? Visto? Eravamo tutti giovani. Però stiamo ancora qua. Siamo qua, però la cosa bella è che siamo sempre uguali e fedeli a quelli là che stanno là. Io mi riguardo e mi rivedo e sono fedele a quella persona. È vero, sono donna, ho una fisicità diversa, oggi mi trucco in un certo modo, però mi ritrovo sempre in quella persona là, come, Perché era come voi. un'epoca diversa E siamo quella. sempre gli stessi, è stata un'epoca meravigliosa. meravigliosa. E non mi piace dire ai tempi prima era nata cosa. È vero, era nata cosa. Però se Migliori di questi. sicuramente. Però se ti sai adeguare a questi qua e mantieni sempre fede al tuo modo di essere,
sono sempre belle. Ida, ma come fai? Qualche segreto per adeguarti a quel mondo di oggi? Scusami se te lo chiedo, però... Allora, come facciamo noi? Siamo lontano dagli inciuci. A me quando si inizia a parlare di una persona che non è presente mi scoccia, mi dà fastidio e non partecipo, perché se una cosa la devo dire, la dico a Ida, che è la persona in questione, no? Che non c'è e ne parlo di Ida, ecco. E io se ho un problema con Antonio, Antonio, senti, io non uso social, non mi piace queste cose, chiamo direttamente la persona se ho un problema. Quindi io mi sono trovata e mi trovo bene così. Ti piace questa nuova categoria, voglio dire? Cioè, ti si addice? Ci stai bene? Ma non posso dire che mi si addice perché io non frequento nessuno, perché è come se fosse una comitiva. La mia comitiva siamo noi, con loro sì ci incontriamo, ci si saluta, però non c'è una frequentazione, anche perché io non ho tante cose in comune. Loro hai detto una cosa. No, ma anche perché io sono una mamma, sono una donna adulta, ho degli interessi diversi dai loro e che per l'amor di Dio ognuno ha i suoi interessi. No, mi riferivo anche al passato perché ecco, rivedendo queste immagini di un passato bello, senza contaminazioni, armonioso, andavano d'accordo. Ho visto Caradonna, Antoine, Ricciardi, chi c'era? Gigi, Nino, Gigi, sì, ancora oggi noi ci sentiamo, si scherza, si parla, con Franco mi sono sentita di recente, gli mando un bacio fortissimo. Ciao Franco. Con Antoine ci sentiamo sempre, con Caradonna ci siamo visti quest'estate, quindi c'è un continuo di frequentarsi, è come se fossimo sempre quei ragazzi di quell'epoca, con Ciro Ricci quando ci si incontra, con tutti voglio dire, anche se ognuno di noi è sposato, ha la sua vita, il suo lavoro, però quando ci incontriamo siamo sempre quelle persone là. Sempre le stesse. Però vedo che nessuno osa o ha il coraggio di dire e di farsi sentire, perché oramai, parliamoci chiaro, è un mondo che non ci appartiene, la musica un po' sta scomparendo, quella bella musica di una volta, quella che comunque ci riempiva le giornate, ci faceva stare bene, quella con i valori, cosa che comunque non c'è più, non vedo più e non la vivo più, per questo ti chiedevo, però chiuso il discorso. Però vedi che loro si sono comunque tagliati uno spazio. E questo intendevo. Ricciardi, uno spazio, e quindi quando vai da loro trovi sempre qualità. È questo volevo... Però voglio spezzare una lancia a favore dei giovani. Ce ne Ci sono giovani bravi, attenzione, sì. che fanno delle cose belle, però purtroppo vengono offuscati purtroppo delle brutte realtà. Delle brutte realtà, sì, purtroppo è così, però comunque ci sono giovani che fanno delle cose bellissime, anzi io gli faccio i complimenti e di non arrendersi e continuare per la loro strada, non guardare gli altri, concentrarsi su se stessi, perché se inizi a guardare a uno dall'altro perdi tempo prezioso per te e non fai cose belle. Quindi io il consiglio che do ai giovani: continuate per la vostra strada, fate sempre delle cose belle, soprattutto che sono fedeli a voi stessi, che vi rappresentano, e sicuramente hai detto il sole una cosa ci sarà buona, sempre per tutti. Sì, hai detto una cosa buona, non guardate gli altri, ma qua seguono sempre il gregge, questo è quello che seguono sempre altri. Vabbè, allora, andiamo avanti. Ida ha nominato una persona, ecco, e quindi noi adesso le facciamo vedere questa sorpresa numero 5. Vai. Ida Rendano, io e Ida siamo nati e cresciuti nello stesso quartiere, il quartiere dei Miracoli, abitavamo a pochi passi. Devo dire che Ida fa parte di quelle 3 cantanti napoletane che fanno la differenza. Io me la sono sempre trovata, nei momenti bellissimi della mia vita e nei momenti bruttissimi. Ida è un'amica, è un'artista preparata, sa il fatto suo, sa come gestirsi, e quindi al di là del fatto che io abbia scritto per lei delle canzoni a capocoro, L'unica tentazione, che abbiamo fatto tanta televisione insieme, che siamo stati a fare degli spettacoli in teatro importantissimi con Nino D'Angelo, ma mi lega un grande affetto e sono qui per dire: Ida, io ti voglio molto bene e ti auguro ancora tanto, perché tu sei una signora giovane, una giovane signora che deve ancora dare. Tu sei uno che nella vita hai fatto sempre le scelte giuste, sei sempre stata molto 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 attenta, e quindi vedi, poi i risultati sono quelli che contano. Poi ci vediamo, ti capi chi sono? Sono compagni di Antoine, non ho mai conosciuto, ma ci fate più bellini, ciao. Ti conosciamo troppo bene. Fratello, Antoine, ma ci conosciamo da una vita. Antoine
amico di famiglia, grande amico di mamma, di papà, e veramente gli voglio un mondo di bene, lo stimo moltissimo. Ha scritto questi 2 grandi successi che Agapeo sono Cora Agapeo Cora e L'unica tentazione. ormai hanno fatto pace, te ne sei chiuso, resta sull'inda guerra, ma come hai fatto ci viso un momento a mi scordare. Antonio, ti voglio bene. Scordare, un giorno è troppo lungo. Sei grande, Antoine. Ti voglio grande bene, cantautore. amico mio, Ciamavri, hai ragione. Un bacio ad Antonella e ai tuoi figli. Grazie sempre di cuore di tutte le belle cose che mi dici e dei consigli che mi dai sempre. E sai la stima che ho per te. O sai che ti voglio bene. Ma Ida Rendano si è aggiudicata anche 2 Oscar come personaggio femminile della musica napoletana. Sì. Ti brillano gli occhi. L'Oscar della musica napoletana, sì. Sai chi mi premiò? Chi? Ras Degan. Voglio dire, all'epoca che fece quel suo spottino, e io non ci potevo pensare. Emozionatissima. Immagino. No, a parte Ras Degan era bellissima proprio la cosa, la situazione. Questi Oscar li inventò Gianni Simioli, al quale mando un grande abbraccio e Saluto per il grande Gianni. Grande Gianni che voglio bene, come un fratello, anche lui mi dà tanti consigli. Sì. E anche a lui, come ai miei pochi amici, faccio ascoltare sempre le mie primizie e mi dà sempre ottimi consigli. Infatti, come ha fatto con me prima. Hai fatto con me... hai consigliato. Ida Rendano ha consigliato Ida Piccolo. Ida Piccolo, sì, ci consigliamo tra di noi. Perché tu se dovessi darmi un consiglio non me lo daresti? Come non te lo do? A me mi ha sempre consigliato bene. Ogni volta che l'ho chiamata, sempre presente, Ida. Vabbè. Ti do i consigli, cioè io non ti ho quello mai che farei io lo farei fare a te, quindi perciò cerco sempre di darti per non farmi sbagliare. Assolutamente no. Ida Piccolo però, dopo Gigi D'Alessio, dopo Nino D'Angelo è arrivato anche Mario Merola. Vediamoci un po' Piazzetta Merola poi commentiamo. Mamma mia. La cosa bella di questi filmati è che restano nella storia, quindi tu puoi dire ho cantato con Mario Merola. Che grande. Quanti ricordi hai di lui? Tanti. Io ho avuto l'onore di averlo come amico. L'ho scoperto una persona squisita. Lui amava raccontare le barzellette. Si metteva vicino ai camini suoi, che ero freddiuso d'inverno, e raccontava le barzellette. Ma poi era un gentiluomo. Sai, abituati a vedere Merola nei film, quelle cose sai, un po' più corpulente. Poi lo conoscevi di persona, lo conoscevi come amico, ma era la persona più squisita di questo mondo. Allegro, divertente, generoso. Mi ricordo un episodio a Milano quando facevamo Piazzetta Merola, andammo da Mike Bongiorno e lui ci portò a vedere al cinema un film, I 4 Moschettieri, non mi ricordo che cos'era. Ma tutta compagnia, casomai, voglio dire, voleva pagare il biglietto per tutti. Il signore che stava dietro al botteghino lo riconobbe e disse: no, signor Mario Merola, prego. Entrammo tutti gratuitamente per far capire la stima, l'affetto, il bene che volevano a questo grande artista. Di recente ci fu una manifestazione che fece Gianni Simioli dedicata a Merola e fui invitata. Io ho detto una cosa che comunque dico ancora oggi. Oggi ci sono i talent dove i giovani imparano a ballare, a cantare, eccetera. Io con Piazzetta Merola ho fatto il mio talent e lì ho imparato tantissimo dal maestro. Ho appreso tutti i suoi insegnamenti sull'interpretazione, sul modo di cantare, e tutte quelle cose che mi diceva io le metto in atto oggi e mi danno e mi stanno dando i frutti. Quindi io lo ringrazio immensamente e poi sta sempre con noi. Meno male che ci sono questi filmati, meno male che ci sono le registrazioni dei dischi che hanno fatto questi grandi artisti, perché vanno via fisicamente ma stanno sempre con noi, con le loro voci. Vabbè, gli insegnamenti resteranno per tutta la vita, sempre con te. Sempre. E tu li ricorderai sempre con tanta gioia. Assolutamente sì. Infatti. Ma adesso diciamo vogliamo parlare anche un po' del valore che per Ida Rendano ha l'amicizia. Però vediamoci prima questa sorpresa numero 2 e poi dopo ce lo racconta. Ciao Ida, che ti posso dire? Le parole tra di noi non servono perché riusciamo a capirci già solo guardandoci. Sono 30 anni che ci conosciamo, probabilmente come ti conosco io non ti conosce nessuno e come tu conosci me non mi conosce nessuno. Abbiamo condiviso tante gioie e tanti dolori anche, però fortunatamente la gioia ha sempre prevalso nella nostra vita.
ci supportiamo e sopportiamo a vicenda. Al di là della grandissima artista che sei una ragazza eccezionale, sei una vera signora, una persona per bene, una mamma straordinaria, sempre presente, sei un'amica, sorella più che altro, perché più che amici siamo fratello e sorella davvero. E grazie per tutto quello che hai sempre fatto e che continui a fare per me, anche inconsapevolmente. Un abbraccio a te, un abbraccio al caro Antonio D'Addio, alla carissima Ida Piccolo. E come sempre dico, Ida Rendano e Ida Piccolo sono le uniche Ida del mio cuore. Ida, ti voglio bene. Mua, ti amo. Ido! Tu sei Ido del nostro cuore. Ma Enzo, che vi devo dire? Ha detto tutto quello che avrei detto io di lui. Ci conosciamo così bene, veramente basta guardarci per capirci. Poi anche tu sei un papà meraviglioso e tutto quello che fai con la tua associazione Dio ti deve benedire. Perché sei una persona meravigliosa, veramente ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Questo ti amo dovrei dirlo solo a una persona nella mia vita, che è mio marito Giuseppe. Però lo dico anche a te perché sei meraviglioso. Quando ho bisogno di te ci sei sempre, io ti ringrazio, ci sei sempre stato e so che ci sarai sempre, ti voglio bene. Mi hai dedicato anche la canzone, come vi siete incontrati? Allora Enzo faceva i programmi in una radio a Ponticelli. Sì. Ma anche tu eri una speaker, diciamo. Vabbè, all'epoca mi sono diretta a fare la speaker. No, lo facevi bene. Sì, dicono. Dove dicono? Sì. Enzo era piccolino, Enzo era curto e chiatto e frutta virletta. Enzo, scusami, ma sei un fiore, sei bellissimo, meraviglioso, però pure tu quando eri piccino eri un brutto anatroccolo. E venne a casa mia con un suo amichetto, perché era un mio grandissimo fan. Allora, niente, poi mi ricordo prima che venisse a casa, io ricevevo un sacco di lettere a casa perché all'epoca non ci scrivevano le mail, ti scrivevano le fan e cose. E mi arrivò questa lettera di questo bambino, Enzo. Poi a un certo punto mi arrivò una telefonata. Era la mamma di Enzo che voleva che io gli facessi una sorpresa. Allora io chiamai a casa di Enzo e mi rispose la zia, non so chi era, che non sapeva niente di tutto questo. Allora chiamai e dissi: pronto, sono Ida Rendano. Di là, non mi ricordo che disse. Allora dissi: guardate che io veramente sono Ida Rendano. Ah, non credevo. Non ci credevo. Lui venne al telefono impazzito. Da lì venne a casa mia, io andavo ospite in questa radio perché lui poi faceva di tutto per farmi andare ospite 100 volte. E poi di lì ha frequentato casa mia, è diventato come un fratello in più aggiunto alle mie sorelle, a mio fratello Salvatore, e fa parte della mia famiglia ormai da oltre 30 anni. Senti Ida, però sempre Enzo ci ha mandato questa foto, ha detto: io vi mando questa foto, la fai vedere a Ida e vediamo a Ida che cosa viene fuori, che ricordo viene fuori, vediamo un po'. Oh madonna. Qui piango. Ah, sì, ci dispiace, Enzo ha detto sicuramente le farà piacere vedere questa foto. Sì. Perché? Perché c'è Gaetano, un nostro amico che non c'è più. Ah. Sì. Vabbè. Però sono felice di averla vista questa fotografia. Okay. Gaetano era come Enzo. È come Enzo, perché Gaetano c'è sempre. Era un grande fan. I suoi tre miti eravamo io, Lorella Cuccarini, anzi 4, io, Lorella Cuccarini, Moira Orfei e Raffaella Carrà. Ah, Moira Orfei pure. Moira Orfei. Ah, benissimo. Con Gaetano abbiamo vissuto una vita, un periodo meraviglioso, un ragazzo pieno di vita, allegro, felice. Io lo ringrazio perché è entrato nella mia vita. C'è sempre per tutto quello che è stato e che è sempre Gaetano. Gaetano sempre con noi, vabbè, ti faccio sorridere, sembro la reincarnazione di Moira Orfei, guarda. No, assolutamente no. Ma invece vogliamo approfondire Raffaella Carrasso, che hai degli abiti suoi. Gaetano mi ha lasciato degli abiti di Raffaella, custoditi, che io ho con me gelosamente, saranno sempre con me. E nel video Un minuto d'amore, che so che è una canzone che a te piace, ma e quello era di Raffaella Carrà? Sono abiti di Raffaella Carrà. No. Sì. Dicevo io, ma la Ida dove li ha trovati questi abiti? E uno di quegli abiti li ho indossati anche quando mi sono sposata, quando mi sono cambiata e mi sono esibita per tutti gli amici miei, dove c'eri anche tu, e degli abiti meravigliosi. Bellissimi. Quelli più rappresentativi di Raffaella Carrà. E io ce l'ho a
casa. E si vanta di averli, Vabbè, andiamo avanti, ma vogliamo cantare? Anzi, vogliamo fare Amore con secondigliano. Amore con secondigliano, dopo Amore con secondigliane, però facciamo l'amore con questo bel piatto. Sì. Sì, guarda la nostra food blogger cosa ti ha preparato. Sto lanciando l'occhietto perché tu sai che io adoro il salato. Sì. Sente l'odore? Si sente l'odorino? Ma adesso dopo quando? Dopo, adesso cantiamo prima. Dopo fai Amore con secondigliano. Allora fai Amore con secondigliano, un altro pezzo, un grande successo, questa è una mia hit proprio che ha spopolato e continua a spopolare. È diventato un cult. Un cult, sì, sempre di Sergio Donati e Max D'Ambra. Vai. Lo ascoltiamo. Cielo e mare stanno buono insieme, stanno buono insieme, stanno buono insieme. Mi scamma la mia sete quando per fa amore rimani in manura. Non può capire sto cuore come accusa, tutte volte che ti vieste a me dice che tu sei diversa, troppo nobile per sta scugnizza, che ti piace sulla rindolietta, perché quando ti carezza tu ti scordi che siamo arrugati e fai amore con secondigliano. E fai amore con secondigliano. Ma che bel Bella, pezzo, bella, guarda, veramente. programmatissimo Grazie. in radio, Sì, ascoltato. Ma poi anche, diciamo, un pezzo sociale, perché Assolutamente unisce le due sì. Napoli. Ma pensa che nel mio Parco San Paolo, non sfrecciavano macchine con la sua canzone ad alto volume. Ma guarda, bellissimo, un bellissimo pezzo veramente che è ancora in auge, voglio dire. Sì. È sempre tanto ascoltato e richiesto anche ai tuoi concerti, ai tuoi live. Sempre, vero? sempre, sempre. Lo porti con Sì, te. assolutamente sì. Anche l'apertura mi sembra che È fai. l'apertura del mio spettacolo, sì. E io lo so. Tan, 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 E all'improvviso tan. vedi Ida Rendano Allora, da lontano che arriva, eccola, che ci fa. No! Vabbè, andiamo avanti. Lo Anzi, sai perché la presenti molto? perché? Anche. Tu la presenti molto a ci Ida vediamo Rendano, spesso. dalle anzi, serate. no, pensavo che mi volessi fare questa domanda, perché la presenti molto? No, no. Io nasco come conduttrice, come presentatrice e conosco Ida da moltissimi anni. Ci conosciamo veramente da tanto, siamo cresciute insieme. E mo, mi è pregio vero, veramente è di vero. questa grande amicizia. No, Anche tu mi hai io. cresciuto a me, si può Siamo dire. cresciute No, insieme, no. Vuoi far vedere che tu, cioè, abbiamo la stessa età? Sì, abbiamo quasi la stessa età. Ma tu sei più piccola di me. No, però dovete
sapere che all'epoca, ricordo la Ida, tutta ricciolona, tutta bella, ero proprio una pischellina, cioè voglio dire, sì. ero piccolissima. Con papà pure tu? Con mio padre, vedevo D'Alessio, tutti i big di allora, big che non esistono più adesso, tutti quanti sono big, vabbè, comunque all'epoca invece... Ecco, vedevo voi e ero felicissima, ma adesso vedo questi e sono ancora più felice, Antonio, guarda, altro che big della canzone ma qua come si mantiene la linea? Abbiamo iniziato con i buoni propositi. Qua c'è la big, la queen. Food blogger cosa ha preparato? La festeggiamo infatti Rendano. Ida, perché abbiamo fatto una torta agli spinaci rivisitata. Wow. E quindi sappiamo che comunque tu sei un amante dei lievitati, Salato, sì. delle pizze, focacce, Sì, quindi proprio sì. per te questa Grazie torta mille. che tra poco andiamo a tagliare, quindi poi la proverai. La possiamo anche provare? Sì, Sì, Ida, la provi in diretta, Ida sì. sei amante ok. dei lievitati, quindi. Sì, amore. Alzo il piatto. Ah, perdonatemi, certo. Dovrei evitare, lo so, però... A chi lo dici? come Non vedi si che mi fa? sto lievitando tutti Come i si giorni fa? io? Guarda. Ecco, Guardate guardate. che delizia. Guardate. Come si fa a dire di no? Assolutamente. Si deve assaggiare assolutamente. Si deve assaggiare, quindi tra un po' la gemma Io taglierà stasera avevo pezzetti per verdure e carne rossa. Ma penso Fai uno che strappo, Faccio fai uno uno strappo. pezzetti. Ma sì, una volta ogni Ma non fa tanto, niente dai. qua, mamma mia. Dopo l'Epifania, adesso ci sono le festività natalizie, Dici tu, ragazzi. Ida? Io sì, ormai il mio obiettivo è quello, dopo l'Epifania, che tutte le feste si porta via, comincia la e mi devo fare di nuovo snellissima. Io regalo tutto. Allora, chi lo abbiamo dici? visto Non la... perché ci mandano un sacco di dolci a casa. allora- infatti, a nel chi lo periodo dici? là, mo No, panettoni, come si fa? Mamma cassate, A me ci stronzoli. pensa mio figlio, piccolino piccolino già mangia tutto. Sì. Abbiamo visto il rapporto d'amicizia, adesso vediamo il rapporto con i fan e quindi dico alla regia se mette insieme i saluti numero 7 e numero 10. Guardate che professore, guardate. Wow. Ciao Ida, sai chi sono, non c'è bisogno che mi presento, ti volevo dire che tu sei un'artista con la maiuscola, ti stimo molto come donna, come persona e come amica. Per me lo sai, tu sei di Napoli, sei di Vesuvio, ti volevo dire grazie veramente di cuore per avermi accompagnato per tutti questi anni con la tua voce e con la tua musica. Mi ha fatto davvero emozionare in tutti questi anni. Potrei dire anche altre cose su di te, ma un minuto è pochissimo per descrivere proprio la vera Ida Rendano. Per questo ti saluto, ti mando un bacio grande, sai che ti voglio bene e ti seguirò sempre. Un bacio Ida. Ciao Ida, buongiorno, sono Francesco da Taranto, ogni tanto ti saluto anche sui gruppi. Niente che dirti, ti seguo dal 1986, come seguo te seguo Franco Ricciardi, che per me siete unici. E continua così, continua a stupirci. Ogni tanto se ti ricordi mi saluti pure. E niente, auguri per la tua carriera, auguri per la tua splendida famiglia, un abbraccio ancora. Ciao Ida. Ciao Ida, spero che tu stai bene. Sono cresciuto con le tue canzoni, non smetterò mai di ascoltarti. Sei una grande, ti voglio bene, un bacio. Salve, voglio fare un saluto alla grande artista Ida Rendano. A parte che del mio quartiere è una grande, e quando si parla di Ida è l'orgoglio di Napoli. È la regina di Napoli, 30 anni di carriera non sono poco. Ha una grande umiltà, una donna meravigliosa, speciale, e Ida fissa Ida. Ida è tutto. Ida appartiene a quella Napoli a cantare con la storia di Napoli. Con i fan, com'è? Mamma mia, Quanti vedi ricordi? per esempio, i miei fan ci somigliano. Tiziana per esempio è una ragazza meravigliosa, ringrazio tutti i fan che sono intervenuti con queste interviste, grazie per le belle parole che mi dite sempre. Io cerco di salutarvi sempre a tutti, ma si dà assai, come faccio? Siete tantissimi e veramente l'unico modo per ringraziarvi è farvi stare bene con la mia musica, cantare per voi, farvi questo regalo di Natale che non vi voglio svelare. Che curiosità, che curiosità. Sono convinta che saranno felicissimi. Sì. E grazie per le belle parole che mi dicono, mi vogliono bene veramente. Ma per quello che tramandano ai loro figli, perché da generazione a generazione. Io quando vado a cantare ai concerti, Sì. alle feste private, vedo giovani che cantano le mie canzoni, perché sono i genitori che hanno la passione della mia musica e l'hanno trasmessa a loro. Ed sì. è una cosa meravigliosa, io li ringrazio, grazie veramente di cuore, e soprattutto
in modo particolare Antonella, un bacio fortissimo, e Tiziana, poi c'è Maria Rosaria, cioè ragazze che mi seguono da una vita, e grazie veramente di cuore per tutto quello che fate. Loro fanno pure un sacco di sacrifici perché si guagliano, sono sposate, faticano, non hanno più il tempo di seguire la loro cantante del cuore, perché giustamente quando sei ragazza ci sta mamma, ci sta papà, non lavora, cioè puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi loro dopo una vita di grandi impegni e sacrifici trovano anche il tempo di seguirmi e di mandarmi messaggi, quindi io devo essere io a ringraziare voi. Grazie veramente di cuore, famiglia. Grazie. Parliamo di altre cose che ha fatto Ida Rendano, anche l'incontro con Carlo Guitto. Sì. Sì, regista. Non guardare, spiegami tu, pensava ci No, fosse non abbiamo qualche... niente. Ah, no, è solo nella storia. Carlo è un attore perché regista. del cortometraggio ci ha parlato Benedetto Casillo, sì. che è stato già nostro ospite. Sì, Benedetto che ti saluta. Mamma mia, io vedi per esempio quando dico sono stata fortunata, Benedetto Casillo è un grandissimo attore. Non devo dire io chi è, la sua cifra artistica e tutto, però che persona bella, gentile, buona, educata. Perdonatemi, io insisto sull'educazione perché è una cosa bellissima. Carlo Guitto, un regista meraviglioso che ho avuto il piacere di conoscere, e ho fatto parte di questo suo cortometraggio che parlava dei voti, della politica, e all'epoca io scoprì che ero incinta di Maria Francesca, ero proprio agli inizi, perciò sono anche molto legata a questo cortometraggio. C'erano grandi personaggi come Valentina Stella, c'era Davide Marotta, grande amico mio fratello, ciao Davide, ciao Enzo Gragnaniello, Valentina Stella, un cast meraviglioso, grandi attori napoletani, professionisti, quindi Benedetto Casillo, lo stesso Enzo Benedetto Moscato, Casillo, sì. Enzo Moscato, il grande Enzo Moscato, quindi diciamo che il cinema lo tocca e fuga. Sto aspettando l'occasione. Un bel ruolo. Sì, però ti piace fare cinema? Mi piace, però lo perché voglio si avvicina fare al teatro. Sì, sono però due cose separate, sì. sono due cose però diverse. vorrei una bella occasione dove mettere in mostra le mie doti di attrice, e ovviamente con un ruolo che mi sia giusto tagliato addosso. È un problema secondo me però, ragazzi. Quale? Che da quest'area d'eterna ragazzina, quindi i ruoli impegnativi non mi danno. Un ruolo da signora, da mamma, da cosa? No. No, perché ho quest'area troppo giovanile. Sai che Penso di aver 60 anni. Potrebbe essere. Ti abbiamo visto anche tante volte a teatro, no? Sì. Su spettacoli di Viviani. Il rapporto col teatro com'è? Il teatro è la mia vita, il teatro è la mia medicina, è colui che mi ha disinibita, mi ha aiutato a superare delle mie fragilità, delle mie inibizioni, delle mie timidezze, anche con il mio corpo. Io ho fatto uno spettacolo al Teatro Il Primo, che voi conoscerete sicuramente, che è un teatro piccolissimo, praticamente molto così. piccolo, sì. E io in quello spettacolo, e ringrazio il regista Arnolfo Petri che mi scelse, lì a parte che ho fatto dei pezzi veramente difficilissimi, e poi avevo il pubblico proprio da qui a dove abbiamo il monitor, quindi là esce e fai quello che devi fare, se no statti là dietro. È stata una palestra meravigliosa. Ho debuttato al Teatro Bellini con uno spettacolo dedicato a Viviani, ho lavorato con grandi registi, Achille Millo, Tato Russo, Arnolfo Petri, Nino D'Angelo, Bruno Garofalo, quindi voglio dire, ogni cosa che ho cercato di fare l'ho fatto subito ai massimi livelli, avendo l'opportunità di lavorare con questi grandissimi registi, e sono stata molto fortunata. Torni a marzo. Torno a marzo sì, finalmente dai. con una commedia brillante, perché io ho fatto sempre ruoli molto impegnativi. Nel giallo dipinto del giallo. Nel giallo dipinto di giallo, Il giallo. con Lucio Pierri, debuttiamo il Totò Credo, poi Lucio me lo farai sapere. Vabbè, poi seguitela sui social. Sì, sia io su poi sui Instagram, social Facebook. metto tutto quello che faccio. Ida è tanto social. Sì, lo sono per quanto riguarda il mio lavoro sempre. Sì, brava, Quando ho qualcosa da brava. dire, ecco, sono molto social. E ringrazio Lucio perché ha visto questa mia verve, questo mio lato, diciamo tra virgolette comico. Ci divertiamo un mondo insieme e sono contenta e felice e non vedo l'ora di tornare in teatro con lui. Vabbè, Antonio, è inutile che le facciamo la domanda che rapporto hai con i social, che visto già comunque ci ha sei risposto. Però il mito di Ida Rendano vogliamo anche sapere. Quale il mito? tuo mito? Chi è? Ah, il mio mito? Ma come artista? Artista, è normale. Madonna. Like a virgin. That's from the very first time. Like a virgin. Ed è rimasta sempre che abbiamo letto che da ragazzina è rimasta sempre quello il Sempre mito. lei. Io vado sempre a sbricciare lei.
Ti piace È il mio tantissimo? mito, sì, l'adoro. Rivedi qualcosa di tuo in lei? Sì, mi rivedevo molto come fisicità, nel modo di muovermi, nel suo modo di proporre la musica. Madonna è una per Madonna. sempre, È una Madonna. è una Madonna, È per unica, sempre, è è unica. unica, veramente unica, come Michael Jackson, questi Nella- grandi miti che sono sì. rimasti nel Nella tempo, storia. nella storia. Nella carriera di Ida ci sono anche tanti premi, ne abbiamo scelto uno soltanto, il premio Carosone, e ci ascoltiamo anche la canzone che per l'occasione Ida interpretò. Premio Carosone. Insomma, devi ammetterlo, è Sì. una grande serata o Mamma no? mia, Devo dire. Poi, veramente straordinaria. poi la guarda. cosa bella è che questa può essere considerata davvero una piedigrotta carosoniana. Oh, non ve l'ho presentata, ma lei è famosa, Ida Rendano. Buonasera a tutti. Tu sei stata voluta fortemente dal patron di questo premio, che è Sì. Federico Vacalebre, perché a te ha affidato il carattere romantico di Sì. Renato, il Renato che canta le canzoni d'amore. Si sa, l'amore quasi sempre è triste, almeno nelle canzoni, forse anche nella Specie vita. in queste canzoni. Fa disperare. Ida Rendano! O tempo su un anno va passare e quando va passare mi dice sento i cori che sta l'ora e l'ora che veneva cambietta da stringeva ma se è cagnata non ritorna più. T'aspetta nove, sembra l'angelo sta via, inutilmente mi consuma vita mia, che brutta malattia e sta malinconia e se fa tardi non mi spiego ma perché tu non ti fai vedere. T'aspetto in nove, son che nove non ci viene, ma come un'ombra io ti vedo innanzi a me, cercandoti, chiamandoti, soltanto che speranze ti avrei. Che brutta malattia e sta malinconia e se fa tardi mentre io penso ma perché tu non ti fai vedere. T'aspetto in nove, son che nove non ci viene, ma come un'ombra io ti vedo innanzi a me, cercandoti, chiamandoti, soltanto che speranze ti avrei. Che brutta malattia e sta malinconia
Grazie. Brava Ida, Idarella. E mi chiama sempre Idarella, Gianni ti chiama sempre. Che canzoni, mamma mia, Che immortali. onore, veramente sono... T'aspetta il nuovo. T'aspetta il nuovo, il grande Carosone, questo suo lato romantico che poi Era con Bernardini anche. Sì, e ringrazio Vaga Lepre perché mi stima tanto e infatti mi ha dimostrato la sua stima scegliendo queste canzoni per me, facendomele cantare e invitandomi a questo premio prestigiosissimo. E, vorrei rispondere a chi per esempio mi scrive a volte, io non rispondo. Cosa ti scrivono? Potevi essere più fortunata, potevi... Allora, io tutto quello che ho fatto l'ho scelto io, quello che non ho voluto fare non l'ho fatto, quindi sono felice di tutto quello che mi è successo nella mia vita. Come davo il consiglio ai giovani di oggi, non guardate gli altri, io non ho mai guardato e giudicato nessuno, Lo perché tutti possono fare quello che vogliono nella loro vita. Io ho scelto un percorso che nel bene e nel male ho avuto grandissime soddisfazioni e sono felice, sono un'artista amata, la gente quando parla di me parla con amore ed è la cosa che a me interessa di più. Ida, ma tu hai scelto quel percorso sano che tutti farebbero, è normale, no? Assolutamente. Non sei una meteora che improvvisamente va via e ci lascia nel firmamento musicale, tu comunque hai tanti anni di esperienza, quindi continui per la tua strada. Se ti dicono questa cosa, giustamente... No, ma perché ti vorrebbero vedere per esempio a al posto di qualcuno, al posto di qualcuno. Sì, al posto di qualcuno. Ma io non voglio stare al posto di nessuno. Però lei già ha fatto tanto e farà ancora tante cose. Poi c'è ancora, brava, c'è ancora ecco. tanto da fare, poi mai dire mai nella vita. Sì. Però sì. voglio dire, potevi essere fortunata. Io veramente non mi potrei mai lamentare, perché c'è gente veramente che... lì devi dire, mamma mia, potevi essere fortunata. E proprio per questo io metto a disposizione l'artista e la donna per le associazioni, se dobbiamo aiutare persone. Brava, per i concerti. raccontiamo questo tuo impegno per il sociale. È un impegno continuo, io quando posso cerco sempre di essere presente. Spesso mi dicono quanto ti dobbiamo pagare, io non voglio niente, perché il bene lo si fa gratuitamente e quando posso aiuto le persone, sempre, in privato, con manifestazioni, con associazioni, facendo canzoni. Lo faccio perché me l'ha insegnato mia mamma. Dio ci insegna ad aiutare il prossimo ed è una cosa bellissima perché quando aiuti una persona ti senti migliore, ti senti bene e io lo faccio sempre con piacere e adesso Maria Francesca sta facendo il catechismo perché dovrà fare la prima comunione, aiutiamo la chiesa perché devono comprare una mensa per i poveri e io e tutte le mamme nel nostro piccolo aiutiamo anche la chiesa, quindi voglio dire invito tutte le persone a farlo. O tanto o poco, 5, 10 euro, un euro, fatelo perché veramente un euro può rendere felice una persona. Ma infatti da Rendano Antonio l'abbiamo avuto anche cenando sotto un cielo diverso con la psicologa Alfonsina Longobardi. La salutiamo. A Natale avremo, no al Natale, il 18 e il 19 ci sarà anche Monica Sarnelli, anzi mi farebbe piacere se venisse anche Ida. Vabbè, sicuramente, ci se posso, sentiremo. ci sarò. Allora, che fai con questi piatti in mano? No, cenando sotto il cielo di a tu per tu. Di a tu per tu. Voglio dire, cenando a tu per tu. Questo è tuo. Anton. No, aspetta, questo facciamo io e te. Io e te? Ok. No, non vuoi dividere con me? Niente di me. E sono due pezzi là, insomma. È una a lei, una a me. Noi mangiamo nello stesso piatto, ma non ci tradiamo mai. Mai. Vai. Antonio, ricordati che una è Ida e l'altra è Brigida. Ah, è vero. Io sono Brigida. Dal caffè Porto Rico. Ida com'è? Un tuo commento. Il nostro è buonissimo come commento. È saporito. Ida è buona, Mamma mia. Posso dire per dire, seguite la mia ricetta sul profilo Instagram in Cucina con Gemi, lì troverete tutti i dettagli. Gemma, complimenti. No, ma racconta, mentre noi assaggiamo, raccontaci un po' la ricetta. La ricetta è un po' lunga perché comunque bisogna fare la base Che per cosa la ci hai messo? focaccia. Anche un po' di ricotta? No, non c'è proprio una ricotta, ma c'è una crema di bufala. Ah, ecco, c'è una crema comunque. Paradisiaca. Allora, gli ingredienti sono comunque una torta fatta di spinaci, quindi gli ingredienti principali sono gli spinaci. Vabbè, diciamo che le verdure le ho mangiate, Stasera che fai? Sono gli spinaci, c'è un misto di formaggi, c'è una crema di bufala e poi abbiamo anche dei bocconcini di mozzarella. Mamma mia.
Senti Gemma, e le uova. La gamba cindan. Gemma, nel mentre, ecco, mangiamo un altro boccone. E salutiamo comunque i nostri amici. No, dico, dove vai a fare la spesa? Appunto, salutiamo E i che nostri vai? amici. Salutiamo il Centro Carni de Rosa di Acerra, salutiamo il caseificio La Bonitas di Acerra, Bar Tortora, sempre di Acerra, e poi passiamo ad Agostino Landi, Pizzeria del Corso di Pestum. E il nostro PL Caffè, che ci ha regalato Ritz Caffè. Bene. Grazie. Mentre finiamo di gustare, manda un filmato. ci vediamo un po' Vai. il primo montaggio, vediamo un altro incontro internazionale della nostra Ida. Mi piace. Buonissima. Insieme noi su. Bella cosa, una giornata di sole, alla sera, ho una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è una giornata di sole. Grecia. Ma tu sole più bella è. Sole mio. Pianse moltissimo. Hai fatto commuovere Grecia Colmenares. Ho cantato per Manuela, per Topazio. Ragazzi, guardate, a parte che l'abbiamo vissuta insieme questa cosa straordinaria, lei mancava dall'Italia da tantissimi anni, ed è stato un evento importantissimo, da lì sono nate altre manifestazioni ospitate. Grecia è una persona... È come te, Ida. Sì. È come te, semplice. Guarda, la semplicità, poi buona. ogni tanto stiamo sempre in contatto, come ti dicevo, ci sentiamo giusto, poi ci sentiremo per Natale, qualche messaggio. Incontri internazionali, chi se lo sarebbe mai aspettato? C'è Ruayuno, mi veniva con Topazio. Bello e buono, mi trovo questa donna bellissima, bella, sempre bella, affascinante, di un'eleganza. Con una passione per le canzoni napoletane, tu quando le cantasti si emozionò tantissimo, tantissimo. È stata una bellissima serata, ricordo ancora. Bella, la bersagliera, tanti vi ricordate momenti. ragazzi? Bello. E poi anche il posto, la location. Meravigliosa. L'abbiamo proprio azzeccata, no? Benissimo. Ma volete sapere un altro segreto di perché questa donna bellissima si mantiene così in forma? Io lo voglio sapere. Vediamo un po' la sorpresa numero 6. Lo voglio... Ciao Ida, sono qui perché il mio saluto vuole essere un omaggio ad una grandissima artista partenopea che da anni non smette mai di mettersi in gioco, tanto è vero che mi chiedi costantemente, continuamente lezioni di danza perché vuoi migliorare tutto quello che fai, i tuoi videoclip, le tue performance teatrali, il tuo saper stare in palcoscenico, e questo fa di te
una grandissima artista, perché mettersi in gioco continuamente con l'umiltà come fai tu è veramente una virtù dei grandi. Ti voglio un mondo di bene, ti stimo tantissimo e lo so che me ne vuoi anche tu a me. Un grande bacio da Ettore Squillace e dalla Dance Works di Napoli. Ciao Ida. Ma quanto si allena Ettore, la nostra Ida? Quanto? Ma lui è bravissimo, Lo so, vabbè che lo so. Ettore, spettacoli teatrali, tournée importanti, ci conosciamo da tanto. È vero, io andai da lui un giorno e dissi: Ettore, mi devi aiutare perché io voglio sempre migliorare, voglio imparare a stare bene in scena, perché facendo teatro comunque è importantissimo. E lui è bravissimo, sto qui a dire io la bravura artistica di Ettore Squillace. È una persona per bene anche lui, gli voglio un mondo di bene e grazie, ti voglio bene assai. Ti ha insegnato pirouette, tutte diagonali, no? No, mi ha insegnato a camminare. Che ti pensi? Guarda un po', guarda. Sembra Come questo facile Sembra camminare. facile camminare sui tacchi, ragazzi. Ma che non è facile, lo sai meglio di me. Lo so. Tu vieni dalla danza. Io vengo dalla danza, ma il tacco ormai solo in scena lo Antonio lo sa, ormai non lo sopporto più. Sì. È vero, no, avendo un bambino adesso. Ti capisco, lo si corre so. sempre appresso a loro. E infatti la dieta la faccio proprio correndo dietro Santiago. Tanti incontri, vediamo il blocco fotografico numero 3, una parte degli incontri di Ida Rendano, perché veramente ne ha avuti tanti, e poi li commentiamo. Le foto parlano. Chiudiamo con la mia amica Ida, parlano da solo le foto. Tanti Io ringrazio incontri, tutte tanti. queste persone che ho incontrato e che fortunatamente rincontro sempre per tutto quello che mi donano, che mi danno e soprattutto per la stima che mi danno, che è sempre ricambiata. Grandi artisti, persone meravigliose. Parlano da solo le foto. Ida Rendano adesso risponderà alla domanda di Lucia Lamarca. Prego regia, nonché testimonial del Babbaré, il primo liquore. Buonasera a tutti amici di Partenope TV e buonasera ovviamente a Dita Piccolo, ad Antonio Daddio, a Gemma e a tutto lo staff che lavora dietro questa grande macchina targata Partenope TV. Con molto piacere vedo che in studio c'è una grandissima interprete della canzone napoletana, Ida Rendano. Ida, non ci conosciamo ma io ti seguo da tantissimo e ti apprezzo sia dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano, quindi nonostante i tuoi successi resti comunque con grande eleganza, una persona molto umile. Bene, a proposito, la canzone napoletana, insomma, dai tuoi esordi è cambiata molto e mi piacerebbe sapere la tua opinione un po' sulle nuove tendenze social, quindi cosa ne pensi di questi nuovi cambiamenti digitali, di questi nuovi cambiamenti social in relazione alla musica napoletana e soprattutto se ci puoi svelare qualche progetto futuro. Grazie per le bellissime parole che mi hai dato, mi auguro di conoscerti al più presto da vicino. E i social oggi è la realtà,
il social è come lo usi, quello che esce è la tua verità. E quindi ognuno di noi ne fa uso come vuole e come gli piace, e rappresenta una nuova generazione. E voglio dire, io dico sempre si salvi chi può, oppure si salva sempre a peace, quindi chi vuoi capisce. I progetti futuri già li abbiamo elencati. C'è questo regalo per Natale che non può essere niente, voi già lo sapete. Regalo però per Natale e teatro. È teatro soprattutto. Ma adesso c'è questo liquore al gusto di babà, nel frattempo Madonna, ma stasera proprio saluti. No, sì, saluti numero 4. Tutti i saluti, regia, mettiamo anche i saluti. Bello, grazie. Mentre noi assaggiamo il babbarè. Madonna. Ciao Ida, che bello poter condividere con te questo videomessaggio che si traduce in un mio grande abbraccio. Due cose ti caratterizzano in maniera preponderante, un grande senso di familiarità che ti porta a condividere le tue emozioni non solo al di là del palcoscenico, ma nel quotidiano con la gente che incontri di giorno in giorno. E poi la musicalità che ti alberga dentro, perché per te cantare è come respirare. Hai incontrato i più grandi della musica e di essi ne hai serbato un ricordo rispettoso e soprattutto restituito al pubblico attraverso la musicalità data appunto con il cuore. Un'altra tua dote è la gentilezza, perché chiunque ti conosce sa che metti un pezzo di cuore in ogni cosa che fai e soprattutto sei una professionista perfezionista, ami l'arte a 360 gradi, che sia la lettura di un libro, che sia la danza, che sia il canto, che sia la recitazione. La gente forse non immagina nemmeno come ti barcameni tra le sale prove, le sale di incisione e la tua familiarità, che è la cosa più bella che hai. Ti voglio bene. Ah, e soprattutto sei una grande amica. Pina Stendardo, collega giornalista molto brava e ti vuole tanto bene. L'adoro, ci siamo sentite oggi, sa quello che sento per lei, il bene che le voglio, e grazie anche a te per essere stata presente in video per me in trasmissione. Ma visto che il tempo stringe, Antonio, saluti. Mandiamo tutti i video no, tutti dedicati... no, dobbiamo un attimo dividerli perché c'è una sorpresa. Allora, saluti numero 8, saluti numero 8 per la nostra Ida. È che io sono troppo chiacchierona, lo so. Il tempo passa, vola. Ciao a tutti, ciao Ida, sorpresa riuscita. Che dire di Ida Rendano? Ida Rendano è un'artista poliedrica che canta da ben 31 anni e la sua caratteristica è riuscire con molta facilità a passare dal classico napoletano alla musica contemporanea alla prosa camaleontica, e la sua caratteristica che la contraddistingue è che lei insieme al suo team e alla sua squadra non ha mai avuto paura di sperimentare linguaggi moderni e musicalità contemporanee. I 31 anni di carriera gliene hanno dato atto e lei è un'artista con la A maiuscola. Hai cantato con tutti i grandi della musica napoletana, che augurarti altri 31 anni di carriera, perché sei un'artista con la A maiuscola, sei brava, sei bella, sei giovane e augurarti tutto ciò che desideri. Ti voglio bene, un bacio da Consuelo. Ciao Ida, tutto a posto? Grande maestro, grande professionista, ma soprattutto grande donna e grande signora. Un bacione da parte mia, sai bene che ti voglio, penso che posso dire che siamo una famiglia, una grande famiglia. Un bacione. Io sono Frank, ti faccio le più grandi congratulazioni, secondo me sei una delle più grandi artiste napoletane. Sei una persona molto umile, sei preparatissima e ti stimo tantissimo, al di là del pezzo che sta andando anche bene che abbiamo fatto assieme. Ti voglio bene, Rixpet, Frank Carpentieri, tu si made in sud. Ciao Ida, sono Max Lambra e ci teniamo a farti questo video messaggio, video saluto per rinnovarti tutta quella che è la mia stima nei tuoi confronti e che tu conosci bene. Come artista, come grande artista che sei, e soprattutto come fantastica persona con una fantastica famiglia che conosco bene e che ho l'onore di reputare, insomma, una famiglia amica di amici miei. Un abbraccio forte e a prestissimo.
Andiamo con quelli 9, i saluti 9 e poi dopo poi li puoi commentare. commentiamo tutti insieme perché fanno parte della stessa famiglia. 9. Ciao Ida, anche se sono in vacanza non potevano mancare i miei saluti e soprattutto un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura televisiva. Ti voglio bene assai. Buonasera ragazzi, approfittiamo per fare un saluto in particolare alla nostra carissima amica Ida Rendano, che noi adoriamo come artista, come persona, resta sempre così, non cambiare sempre, sei il nostro onore proprio, il nostro orgoglio qui a Napoli, che di cantanti così ce ne sono ben poche, tu sei la vera storia, veramente. Noi ti vogliamo bene. Vogliamo un grande bene. Un abbraccio alla mia cara amica Ida Rendano, ti vogliamo bene. Mua! Mo puoi salutare. Saluta. Dai. E loro sono un pezzo del mio cuore. Allora, Consuelo, Sergio, Max, Frank, Alberto, la fotografa. Ida, lei è l'artefice di quelle foto estive con il costume. Io amo dire che lei mi fotografa come mi vorrei fotografare io. Molto brava. Mi guarda come mi guarderei io. Grazie. Mavi, mamma mia. La CC Record, Consuelo, Sergio, Max, io li ringrazio perché a parte che mi sento di famiglia con loro, sono persone che voglio bene e mi vogliono bene. E, sai quando ti senti protetta, sai... Per esempio con Sergio Donati abbiamo un rapporto talmente splendido, quando vado giù in studio, Sergio a me questa cosa non mi piace, non ti preoccupare, c'è collaborazione, c'è rispetto reciproco, lui non mi forza sulle cose, se una cosa non mi piace non me la fa. Max poi maestrone, che posso dire? Siete il pezzo del mio cuore. Ma vivono di sentimenti, vi voglio bene. Vivono di sentimenti e sono vicine ai sentimenti. Sono vicine ai sentimenti. Andiamo con i saluti 11. Numero 11. Adesso è tutto un crescendo, Ida. Numero 11. Ciao Ida, qui è il tuo incubo granatino. Ciao Antonio D'Addio, ciao Ida Piccolo. Vedete, Ida Rendano, mi è stato chiesto di dire qualcosa su Ida. Che dire su Ida? Ida è il mio primo amore artistico, ero piccolissimo ed ero un suo grandissimo fan e non a caso che quando mi è stato proposto da Consuelo Cremato duettare con te Ida, io mi sono emozionato tantissimo perché sei stato uno dei tanti sogni che ho realizzato. Niente, io ti voglio lasciare un abbraccio forte, ti faccio i miei più sinceri auguri per la tua carriera, ormai ne sono 30 e niente, e ti lascio con questa canzoncina che ti ho conosciuto con questa canzone. Ascolta. Non ci appiccica da sera, tiene ma stringnuto in coppo cuore, pure quando conto una bugia, tu sei tutta vita mia. Mi va bene anche così, come si bellella tu stasera, con questo occhio verde rindo scuro, non barimmo manca due creature, ma di vecchi innamorati che si vanno fa vedere. Io ti giuro che vado t'accompagno, roba me ne torna impressa a casa, io ti aspetto appena una mezz'ora e poi subito ti chiamo, guai se non rispondi tu. Ti voglio bene Ida. Ciao Ivan. La tua famiglia artistica. Ma loro, Ivan, la mamma, il papà, tutta la sua famiglia, poi Ivan io l'ho sempre ammirato tanto. Li adoro da ragazzino, quando lavorava con Franco, i suoi primi dischi, gliel'ho sempre detto e lo dico pubblicamente, gli ho fatto sempre dei complimenti e ho voluto proprio io Ivan nella mia canzone Vicini ai Sentimenti. È un ragazzo giovane con grandissimo talento, oggi è affermatissimo, ha un successo meraviglioso, gli auguro ancora di più e sa che io lo stimo tantissimo. Ma parliamo di Ida Rendano, il rapporto con la famiglia. Vediamo un po' i saluti numero 1. Chi lo sa? Guarda. No.
Ciao zia, ci tenevamo a salutarti e a farti capire quanto sei speciale per noi. Siamo orgogliosi della persona, della mamma e dell'artista che sei. Siamo contenti di avere te, zio e Chicca, nella nostra vita. Grazie mille per aver messo Maria Francesca al mondo. Che per noi è come una sorella. Ricordati che ci saremo sempre e che ti vogliamo bene. Ciao! Ecco, i nipoti. Mi fate piangere. Perciò li abbiamo conservati alla fine questi. Allora, i miei nipoti sono il mio primo amore. Lo sapevo. Ma vabbè, poi ci vediamo anche le noi, battute finali. Io La vi famiglia è adoro. importante, Sono la famiglia è la importante. famiglia per me è stata ed è importantissima, sempre. Sono il mio rifugio, sono la mia verità e io dico sempre a loro che devono esserci sempre nella mia vita e in quella di Maria Francesca, perché Maria Francesca è figlia unica, quindi loro sono quel fratello e sorella che non hanno avuto e ci devono essere sempre nella nostra vita. Vi adoro, si dà vita a mia vita. Ma Maria Francesca anche fa tanti video, no? TikTok video, Maria Francesca proprio la devo frenare. Quindi Antonio è Sentite, stata pronta ma- a fare qualche video per la mammina? Non lo so se l'ha voluto fare o no, non però si noi finiamo, diciamo, Finiamo, questo sì. blocco fotografico con il blocco numero 2. Non lo sappiamo. No, Blocco facciamo numero 2, preoccupare, vedi, vediamo un po' adesso la famiglia, quella era d'origine, questa invece è la Aspetta, famiglia acquisita. Vedi. Si aspettava qualcos'altro, capito? Infatti guardava al Ma non è preview. finita qui, non è No, finita Ida. qui. Allora, Aspetta, non è finita qui, vedi? devo dire, posso No, parlare o devi no? vedere Non un devi attimo. ancora. Devi vedere quest'ultima cosa. Sì. Ciao mamma, ti volevo dire che sei bravissima e bellissima come cantante, ti voglio tanto bene e sono felice di essere tua figlia. Un bacio, ti voglio bene. Abbiamo chiuso con Maria Francesca. Vedete, mi fate piangere, sempre devo piangere. Mi tocca piangere ad ogni Mia punto. figlia è il più bel regalo bello. che hai avuto. Io ringrazio mio marito e gli dico pubblicamente, scusatemi. No, ma tanti si commuovono e ci piacciono, queste lacrime di commozione ci piacciono. Io voglio dire a mio marito che è un marito esemplare, che lo amo tanto e che mi ha fatto il regalo più grande della mia vita. Io ho fatto tanto, anzi non ho fatto niente nella mia vita. Sono una figlia, sono una sorella, sono una cantante, però quello che rimarrà di me è Maria Francesca. Io lo ringrazio perché mi ha fatto il dono più bello della mia vita. È il tuo Ti vero amo tanto, spettacolo, Giuseppe, Ida. anche se non te lo dico mai, ti amo. È il tuo vero spettacolo. È lo dice. spettacolo, è la canzone più bella della mia vita. Ma con queste lacrime dobbiamo Anto, chiudere basta, e ci però, devi basta. cantare questa canzone proprio che sta in distribuzione adesso. Allora, Sì, ma mi chiedi di cantare. Mo ti chiedo di cantare perché dobbiamo chiudere con la canzone proprio Allora, prima sì, vabbè. Fammo morire. Fammi morire, termineremo Sì. proprio con questa. Però, cara Ida, sai che comunque io amo tutte le tue canzoni, ma quella in particolare che mi fa impazzire, mi ha fatto impazzire, la riascolto sempre, è un rischio. Wow, la cantiamo un po' insieme? Sì, però fammi asciugare il Asciugando- asciughiamocele asciugando le quando lacrime. diventa mamma, è nuai. È troppo sensibile, mannaggia. Come un valzer la vita ti prende, ti avvolge, ti cambia in un attimo e ti trovi da sola in un colpo di coda. Decidesse se il passato è il passato e il futuro stavolta sei tu. È un rischio parlartene adesso, un rischio decidere adesso, basta non farmi fregare ed essere fredda, spietata e glaciale. Un rischio, non puoi valutarlo, un rischio, non puoi calcolarlo adesso. Il rischio più grosso è perdere il treno e quel treno sei tu. Ti amo. Ti voglio bene.
Salutiamoci con questa canzone che è in distribuzione, Fammi morire, e poi dopo facciamo proprio i saluti finali. Adesso ti ascoltiamo in studio. Ida Rendano, Fammi morire, con una lacrimuccia che continua a scendere, ma ci piace. Asciughiamo, Gemma, aiutami. Grazie. Ecco. Benissimo. Bene. E noi prima proprio di fare i saluti finali siamo soliti chiedere al nostro ospite, dopo un'ora e 45 in nostra compagnia, che sono volati, come ti sei trovata con noi? Benissimo, benissimo, grazie. Ma io è come se stavo a casa mia, onestamente. Una bella chiacchierata tra amici. Piacevolissimo, poi io cerco sempre di essere onesta durante le interviste, perché per me non sono interviste, veramente sono è un modo per farmi conoscere a chi non mi conosce e far capire realmente la persona che sono. E grazie veramente di cuore, vi voglio bene, lo sapete. E anche le lacrime sono state belle, sono contenta di tutte le persone che mi hanno mandato i messaggi, grazie. Siete un pezzo del mio cuore, tutti veramente, grazie mille. Un'ultima cosa, Ida, visto che pochi giorni fa abbiamo avuto la giornata internazionale contro il femminicidio, tu dal 2018 sei testimonial proprio della Sofia. Di uno spettacolo di René Bonante. Sì, di René, René fece un calendario. Un calendario, sì, ecco. René, vabbè, sappiamo René chi è, non dobbiamo stare qui a dire o a fare o a parlare delle grandi cose che ha fatto nel cinema e nel teatro, nella televisione italiana. René mi propose di fare la copertina di questo calendario con donne rinate e sono stata onorata di farlo. È stato un progetto meraviglioso, bellissimo, e sono contenta perché sono stati venduti anche tutti i calendari e ripeto, io metto a disposizione la donna, l'artista, quello che volete. Se è un motivo di solidarietà per aiutare le persone, io ci sono sempre, ci sarò sempre. Per tutte vittime di un amore malato. Malato, gli amori malati, sì. E noi siamo stati contentissimi di aver avuto Ida Rendano nostra ospite. Vi ricordiamo che domenica sera alle 21 andrà in onda la replica e intanto salutiamo sempre come al solito il nostro amico Renato De Carmine che è lì, che ci segue. Ciao Renatone, ti voglio bene pure a te, lo sai? Il direttore artistico ha detto che l'hai fatto emozionare, ma anche Angelo Cero sicuramente in questo momento con sua moglie Marita, tutti voi, tutto il team. Ciao Giuseppe, ciao Antonio Regia, grazie, ciao Cipriano, ciao Gemma. Gemma, devi cantare Cent'anni, mi hai fatto consolare, complimenti. Seguite la pagina di Gemma, ragazzi, perché la seguo anch'io. Brava, Babba Re, il primo liquore al babà, e Ritz Caffè, e tutti coloro che ci vogliono bene, si stringono sempre a noi, ci abbracciano, perché noi sentiamo questo abbraccio, pure se è lontano, ma pur vicino. Grazie perché seguite sempre un buon format. Seguiteci anche domenica in replica. Buonanotte, alla settimana prossima e grazie ancora di Ida Rendano. Grazie a voi, buonanotte. Ciao, alla prossima con A Tu per Tu.